La mascherina è l'altro strumento, assieme ai guanti usa e getta, che ti sono necessari per uscire di casa. È una barriera che è importante perché impedisce che le goccioline che escono dalla tua bocca possano contaminare qualcun altro. Ricordalo quindi, la mascherina è un meccanismo di protezione che tu usi per proteggere gli altri. La mascherina è usa e getta, per cui la devi usare una volta e poi la devi buttare. Ci sono diverse tipologie di mascherina. Io ti faccio vedere questa perché è quella che uso io. Ha due elastici che vanno posti nelle orecchie. La mascherina va appoggiata così a livello del naso e agganciata alle orecchie. Dopo che l'hai fissata, con le mani ti aiuti ad abbassarla fino a qui e a stringere il nasello che è qui vicino al naso per dare alla mascherina la forma del tuo viso. Ricorda, è molto importante che la mascherina copra sia il naso che il mento. Non va portata così e non va neanche portata così. La mascherina non va mai tolta, la devi sempre tenere, anche quando rispondi al telefono e quando parli con le persone che ti stanno vicino, soprattutto quando parli con le persone che ti stanno vicino. Va tolta solo nei momenti in cui devi bere il caffè o mangiare. Prima di togliere la mascherina, abituati a lavare le mani con il gel, con il solito sistema che abbiamo imparato negli altri video. È importante perché ogni volta che tocchi la mascherina o che tocchi delle zone che sono vicino alla mascherina, per esempio gli occhi, la bocca, il naso, le orecchie, perché hai prurito, devi sempre pulirti le mani prima. La mascherina, proprio perché è una barriera, ci aiuta a non entrare in contatto con le goccioline e quindi la sua parte esterna, che è questa che vedi fuori, colorata di azzurro, può essere contaminata. Allora ogni volta che tu avvicini le mani al tuo viso le devi pulire con la soluzione idroalcolica, per esempio per grattarti le sopracciglia, per metterti a posto un orecchino, oppure per togliere la mascherina quando bevi il caffè. La mascherina va tolta così. Non devi mai toccare la parte di tessuto, ma devi sempre prenderla dalla parte degli elastici. La lasci appesa all'altro orecchio e bevi il caffè oppure mangi. Quando hai terminato di fare le cose che devi fare, hai le mani sporche o di caffè o di cibo, allora ancora una volta devi ricordare di pulirle con il solito sistema del gel, come abbiamo sempre fatto, per poi toccare nuovamente la mascherina e rimetterla al suo posto, così. Questo è l'unico uso corretto della mascherina.